Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Capodanno in sicurezza, controlli e misure di prevenzione a Palermo e Catania per i grandi eventi di fine anno. Riti scaramantici, festa con gli amici, il Capodanno dei siciliani tra brindisi e aspettative per il 2024. San Silvestro a mare a Catania, nelle acque del porticciolo di Ognina, gara di nuoto mozzafiato con 153 partecipanti per il secondo anno consecutivo, vince Riccardo Torrisi. Dalla cattura del boss Messina Denaro al ritorno delle processioni religiose, la festa di Sant'Agata, dagli incendi e rogo all'aeroporto di Catania. Ecco cosa ricorderemo del 2023. Non solo agevolazioni, il super bonus a Gela mostra il suo lato oscuro, decine di discariche abusive con tonnellate di materiale di risulta proveniente dai diversi cantieri. Il 2023 del calcio a Catania, dal ritorno tra i professionisti alle difficoltà di questa stagione, ma anche il grande entusiasmo del Massimino con le aspettative dei tifosi sugli asfalti. Tra loro applaude e soffre anche Pelligra. Bentrovati. La parola d'ordine per questa sera è sicurezza. Palermo e Catania si preparano al grande evento di fine anno in piazza nel capoluogo siciliano, allerta massima per il concerto in piazza Ruggero VII. A Catania misure imponenti per l'evento in piazza Duomo. Sentiamo Marco Gullà. Capodanno in sicurezza, questo è il diktat per i grandi concerti di fine anno di stasera a Palermo e Catania. Massima allerta soprattutto nel capoluogo siciliano per l'evento in piazza Ruggero VII in cui si esibirà l'artista Elodie. I recenti fatti di cronaca tengono altissimo il livello di guardia, quindi presidi fissi e mobili, soprattutto nelle vie limitrofe e nel cuore della piazza dove si svolgerà il concerto. Questa volta sarà uno sforzo importante, perché penso che ci siano oltre 600 unità tra forze di polizia, associazionismo, volontariato, protezione civile, steward. Io conto che abbiamo più o meno fatto i conti e siamo oltre 400 come operatori di polizia delle varie strutture dello Stato. La parola d'ordine dunque è sicurezza, così come a Catania, dove in piazza Duomo si brinderà al 2024 tra i brani di Mario Biondi e Tananà ed altri artisti. La prevedibile grande affluenza di pubblico ha costretto le autorità a istituire varchi di prefiltraggio e a contingentare il numero degli accessi in piazza Duomo e in piazza Università, dove un maxi schermo trasmetterà in simultanea tutte le fasi dell'evento per chi non riuscirà a entrare in piazza Duomo. Le forze dell'ordine e la polizia locale saranno in servizio in gran numero, così come i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e quelli di presidio sanitario. E a poche ore dal 2024 vediamo come si stanno preparando i catanesi all'arrivo del nuovo anno. C'è chi sceglie di stare a casa mangiando i piatti della tradizione, ma anche chi preferisce andare fuori. Immancabili per quasi tutti i riti portafortuna a tavola, ma non solo. Emanuela Corsi. Passeremo una serata normale, niente di che. Però siete in vacanza? Con le mogli, purtroppo. È iniziato il conto alla rovescia per la notte più lunga dell'anno, ma quali sono i programmi di San Silvestro? In famiglia. Questa sera veniamo a vedere il concerto in piazza, che è una cosa abbastanza bene. Siamo qui un po' in giro per la città che è bellissima, illuminata, tanto movimento, in mezzo a questo barocco e questi grandi palazzi. A Polizzi, sulle Madonie. Quindi un capodanno tranquillo. Penso che usciremo, andremo in piazza Duomo. Penso, vabbè, non so che usciremo, non lo so, vediamo, ancora è tutto un programma. L'avete organizzato benissimo. In realtà non abbiamo organizzato, è tutto così, sul divenire. A casa o fuori quasi nessuno rinuncia ai riti portafortuna del Capodanno, soprattutto a tavola. E quindi via lenticchie, uva e brindisi beneauguranti. Come dicevano gli antichi, una bottiglia di champagne, un oggetto di argento, poi le lenticchie. Riti di Capodanno non solo a tavola, ma anche nell'outfit, dove non può mancare qualcosa di rosso. Tutto può mancare, tranne l'intimo rosso. L'intimo rosso si dovrebbe portare a Capodanno, quindi sì, come buona specie. L'intimo rosso va regalato o si può comprare da... So che deve essere regalato in realtà. Quindi a te l'hanno regalato? Sì. Ma il 31 dicembre è anche tempo di bilanci e soprattutto di buoni propositi. Viaggiare di più, essere più indipendenti. Qual è la cosa in assoluto che ti auguri? Ma sicuramente la salute per me, per la serenità, per me e per la mia famiglia.
Celebrata al Porticciolo di Ognina la 62esima edizione della San Silvestro a Mare. Ha vinto per il secondo anno consecutivo Riccardo Torrisi, giocatore di pallanuoto della Nuoto Catania. È andato per noi Marco Carli. Uno dei simboli della catanesità, la 62esima edizione della San Silvestro a Mare racconta come sempre una festa cittadina di cui l'ideatore, Lallo Pennisi, andrebbe orgoglioso. 153 iscritti divisi in 8 categorie, dai diversamente abili agli under 17 passando per gli over 50 e gli assoluti. Il tuffo di fine anno coinvolge chi gareggia e chi osserva in una giornata nuvolosa ma con un clima mite. Sulla temperatura dell'acqua ci racconta il vincitore. Non riesco ancora a parlare perché il fiatone e l'acqua fredda è una botta tremenda. Quest'anno l'ho sentita veramente. Riccardo Torrisi aveva vinto anche l'anno scorso, una gara come sempre goliardica e senza regole, vissuta nella costante sfida fra pallanotisti e nuotatori. Ma secondo me noi pallanotisti siamo un po' più avvantaggiati perché siamo un po' più abituati nello scontro fisico. Una manifestazione che è importante per Catania perché appartenenza è una delle cose più belle della nostra città, insieme alla Santa, insieme al Catania, insomma secondo me partecipare alla San Silvestro fa parte di quel senso di appartenenza alla città che è insito in me. Il solito grande successo per gli organizzatori guidati dal presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi, a premiare i partecipanti il sindaco Enrico Trantino e l'assessore Sergio Parisi. Raccoglie anche il nostro movimento, in questo caso parlo da presidente della Federazione Nuoto. I migliori atleti oggi sono buttati in acqua in uno scenario straordinario che è il Porticciolo di Ognina. Stasera le immagini andranno in tutto il mondo e quindi questo è certamente un vanto per il nostro movimento, ma certamente per tutta Catania che si tiene stretto questo straordinario scorcio di città. I siciliani salutano il 2023 con un clima decisamente invernale, molto diverso rispetto a quello di qualche giorno fa. Per gli esperti nei primi giorni del nuovo anno ci sarà il sole alternato a qualche nuvola, ma dopo l'Epifania arriverà il maltempo. Francesco Aloi. Se per Santo Stefano i siciliani avevano tirato fuori i costumi dai cassetti, adesso indossano i giubbotti. Diverse città dell'isola si sono svegliate con cielo plumbeo e temperature basse. Il bel tempo dello scorso weekend è soltanto un ricordo. L'anno che lasciamo alle spalle non lo dimenticheremo sicuramente per le pochissime piogge. Siccità è una delle parole più usate, un problema che si combatte proprio con le piogge. Piogge preziose che potrebbero appunto interessare l'isola, soprattutto nella seconda parte del mese di gennaio. Almeno fino all'Epifania la Sicilia dovrebbe essere baciata dal sole, alternato a nubi, con temperature miti. Dopo, una perturbazione dal nord Europa potrebbe portare il maltempo. Dopo la Befana il tempo potrebbe farsi più movimentato ed evolutivo, non solo sull'isola ma in generale sul Mediterraneo. Infatti l'alta pressione dovrebbe subire un progressivo indebolimento a favore di perturbazioni che dovrebbero determinare anche sulla Sicilia tempo più piovoso e progressivamente più freddo. Intanto il Capodanno lo viviamo così, tutti ben coperti. Si dà il benvenuto al 2024 sfidando il freddo. E adesso vi proponiamo di ripercorrere assieme a noi i momenti più significativi, quelli che con molta probabilità ricorderemo nel tempo del 2023, dall'arresto di Matteo Messina Denaro al femminicidio di Marisa Leu. Francesco Triolo. Un 2023 intenso, quello che sta per concludersi, iniziato con la cattura del boss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Era il 16 gennaio, quando è stato arrestato dagli uomini del Rosso mentre stava per iniziare la seduta di chemioterapia alla clinica Maddalena di Palermo, una delle più note della città. Da subito ha ammesso di essere lui, ma poi è calato il silenzio nel corso della sua detenzione nel carcere dell'Aquila, struttura di massima sicurezza scelta perché nell'ospedale del capoluogo c'è un buon centro oncologico, ma la sua detenzione è durata poco, sino al 23 settembre di quest'anno, quando il boss dei boss è morto all'ospedale di San Salvatore per le conseguenze legate ad un tumore al colon al 4º stadio. Un'altra morte che ha colpito molto è stata quella di Biagio Conte, l'angelo dei poveri, avvenuta qualche giorno prima della cattura di Messina Denaro, il 12 gennaio, anche lui a causa di una grave forma di tumore al colon contro cui stava lottando da tempo. Biagio Conte è morto a Palermo all'età di 59 anni e il giorno precedente, pur fortemente debilitato, aveva chiesto insistentemente di partecipare alla messa, dove venne trasportato su una lettiga per ricevere l'Eucaristia.
Il 23 è stato anche l'anno del ritorno alle processioni religiose dopo le restrizioni dovute alla pandemia Covid, ed a Catania grandi festeggiamenti ci sono stati a febbraio per la festa di Sant'Agata, con la Santuzza che finalmente ha potuto riabbracciare il calore e la passione dei suoi devoti. L'estate è stata caratterizzata invece dal grande incendio che nella notte tra il 16 e il 17 luglio ha coinvolto l'aeroporto di Catania, con ripercussioni pesantissime su tutto il traffico aereo siciliano ed i flussi turistici in piena alta stagione. Un grave danno economico e di immagine per tutta l'isola, con voli cancellati, siciliani rimasti bloccati all'estero e con passeggeri costretti a viaggi sino a Trapani e Lamezia Terme per essere imbarcati sui pochi voli riprotetti. Per la cronaca, Palermo è stata sconvolta dallo stupro di gruppo avvenuto ai danni di una 19enne nella notte tra il 6 e il 7 luglio. 7 gli aggressori, che sono stati denunciati subito dalla ragazza, con le indagini che sono state condotte grazie alle intercettazioni e alle ricostruzioni con le telecamere di sorveglianza. Un altro episodio di sangue ha sconvolto la Sicilia. Nelle campagne di Mazzara del Vallo, l'ex compagno Angelo Reina ha ucciso con 3 fucilate Marisa Leo, 39enne, addetta alla comunicazione di una cantina del Trapanese, e poi si è tolto la vita. Un femminicidio efferato che ha riacceso i riflettori sul fenomeno della violenza di genere. E adesso parliamo delle nostre trasmissioni. Stasera a partire dalle 20:30 in diretta su Antenna Sicilia e in streaming sulla Sicilia Web trasmetteremo lo spettacolo di Piazza Duomo a Catania, organizzato al Comune per festeggiare l'arrivo del 2024. Sul palco Mario Biondi e Band e il gran finale con Tananai a condurre la serata, Chiara Esposito e Ruggero Sardo. Domani a partire dalle 18:30 sempre su Antenna Sicilia e in streaming sulla siciliaweb.it andrà in onda il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Massimo Bellini. Il programma prevede un itinerario nel tempo tra 800 e 900 attraverso autori e paesi europei ed oltreoceano. Entrambe le dirette saranno condotte da Roberta Lunghi ed Eva Spampinato. Adesso una pausa, ci vediamo tra poco. In poco meno di un anno il super bonus 110% ha permesso l'apertura di diversi cantieri con decine di palazzi e condomini che hanno approfittato degli sgravi promossi dal governo per rifare interni e facciate. Ma tanti cantieri significano anche tanti detriti da eliminare, tonnellate di scarti della lavorazione edile che andrebbero smaltite secondo le procedure di leggi e che invece finiscono nelle campagne. Gerry Italia. Nell'ultimo anno il superbonus 110% ha rappresentato la panacea di tutti i mali per il settore edile in crisi. Tra Gela e Butera, ad esempio, sono decine i cantieri aperti e sono tantissime le ditte di edilizia che lavorano nei diversi quartieri, con un grande incremento delle opportunità lavorative. Ma tanti cantieri significano anche tanti detriti da smaltire, tonnellate di scarti della lavorazione edile che andrebbero smaltite seguendo le procedure di legge per poi essere conferite in discarica e che invece purtroppo spesso finiscono nelle campagne. In questi giorni siamo andati in giro per i campi lungo la strada provinciale 8 che collega Gela e Butera e abbiamo scoperto, appena al di fuori del perimetro urbano e in diverse viuzze di campagna, numerose discariche abusive a cielo aperto, luoghi protetti per incivili di ogni sorta che, a riparo da controlli e da telecamere, scaricano ogni tipo di rifiuto nei campi circostanti la città. Dopo il 110%, a quanto pare i rifiuti edili e non edili sono aumentati in queste trazzere di campagna. Molte ditte lavorano a 360 gradi rispettando le regole, ma ci sono altrettanto ditte che non si fanno scrupoli ad abbandonare i rifiuti. Cambia anche la strategia di chi scarica nelle campagne, non più punti fissi con discariche enormi, ma tante micro discariche sparse ovunque nelle trazzere, la gran parte sempre riconducibile a ristrutturazioni edilizie. I controlli vanno fatti, soprattutto mi rivolgo ai tecnici che seguono questi lavori, che si accertino che queste aziende fanno lo smaltimento giusto, agli amministratori condominiali, ma anche ai condomini, le persone che affidano i lavori a queste persone, perché a volte sono complici, perché affidando i lavori a persone che magari gli andranno a fare un preventivo molto più basso e poi il risparmio lo trovi nelle campagne, nelle nostre campagne.
E continua l'emergenza rifiuti a Palermo. Diversi quartieri della città sono invasi alla spazzatura non raccolta durante i giorni di festa. La situazione critica è in Corso Calatafimini, attorno alla stazione centrale, ma anche nei rioni periferici del CEP, Borgo Nuovo, Bonagì e Falsomiere. E anche la scorsa notte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per spegnere diversi roghi di spazzatura. Adesso una brevissima pausa e poi parleremo di calcio. Eccoci alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Riviviamo il 2023 del Catania, dalla bellissima promozione di metà marzo alle difficoltà della stagione attuale che ha segnato il ritorno fra i professionisti. Una carrellata con Marco Carli. Un 2023 da ricordare di sicuro, con la bellissima luce della promozione in Serie C del club di Pelligra dopo un campionato dominato, ma anche con le prime ombre per la nuova società rappresentate dalla metà iniziale dell'attuale stagione, cominciata male, rasserenata a tratti dalla Coppa Italia e dal corroborante 4-0 dell'ultima Benevento. Riavvolgiamo il nastro e andiamo indietro di 9 mesi, 19 marzo, quando il Catania, cancellato dal calcio nazionale il 9 aprile del 2022, torna nel giro di un solo anno fra i professionisti, grazie a una stagione da record. La squadra di Ferraro domina il suo girone e con 6 partite ancora da giocare festeggia la promozione in Serie C, grazie alla vittoria sul Canicattì a Caltanissetta. Il primo bagno di folla direttamente sul campo con 4.000 tifosi rossazzurri e poi il pullman scoperto a lungomare. Una giornata da ricordare che entra nella storia e tanti mesi per programmare il ritorno fra i pro. E qui arrivano i problemi. Preparazione non studiata al meglio, campagna acquisti che secondo i pronostici mette il Catania fra le protagoniste, ma che nasconde fra i nomi le pecche di qualche interprete non adatto alla piazza. Poi ci si mettono gli infortuni e la scelta del tecnico. Tabbiani viene preso per il bel gioco, dimostra poca flessibilità ed è anche sfortunato. Torna a casa dopo Potenza, 5 novembre, ennesima sconfitta e situazione non più gestibile. Con lui salta lo staff e pure il direttore sportivo Laneri. Arriva Lucarelli che stimola ambiente e squadra. All'inizio vittorie importanti anche sul filo di lana, poi incappa nelle difficoltà stagionali della squadra. Il Catania però si qualifica per le semifinali di Coppa Italia a gennaio, la sfida di andata a Rimini, e in campionato chiude l'anno con la vittoria di Benevento. Un brodino l'ha definito l'allenatore, in attesa del mercato che aprirà il 2024 a tinte rossazzurre. 5.000 spettatori al Pala Catania ieri sera per la sfida di Superlega di volley tra la Saturnia Farm Italia e i campioni del mondo di Perugia. È arrivata una sconfitta per gli etnei. Francesco Triolo. Uno spettacolo che va oltre la sconfitta contro i campioni del mondo, una cornice di pubblico strepitosa per la Saturnia Farm Italia contro Perugia che passa al Pala Catania per 3-0 davanti a 5.000 spettatori arrivati da tutta la Sicilia, ma gli etnei dimostrano di avere tutte le carte in regola per lottare in una categoria di altissimo livello. Il sestetto di casa non è mai stato fuori dalla partita, lo testimoniano anche i parziali di 20-25, 24-26, 19-25 a favore degli umbri, e con una formazione, quella di Douglas Silva, rimaneggiata a causa dell'indisponibilità dell'ultima ora del capitano Santi Orduna e di Luigi Randazzo. Così il coach di casa ha mandato in palleggio Filippo Sant'Ambrogio al suo esordio da titolare. Una gara che ha vissuto per buona parte su un equilibrio costante nei primi 2 set, con Perugia che ha allungato nel finale dei parziali, soprattutto nel secondo set. Catania è stata avanti sino al 22-21, prima dei vantaggi che hanno premiato gli umbri. Vantaggio che la squadra di casa ha tenuto anche nel terzo set, sino al 7-4, per poi cedere alla distanza. Ma l'andamento della partita dà fiducia per credere nella salvezza, e le emozioni vissute ieri sera al Pala Catania confermano la voglia di volley che c'è in Sicilia. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti un buon fine anno, un buon Capodanno e buona giornata.